Amici di Sportisili, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Pillole di Sessa, l'approfondimento della redazione di Sportisili che vi terrà compagnia per la prossima mezz'ora per parlare del calciomercato delle squadre siciliane, dal Palermo al Catania al Messina fino alle squadre di Serie D. Naturalmente io vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e vi ricordo anche che questo fine settimana cominceranno i campionati di eccellenza, promozione e di Serie C di calcio a 5 e noi di Sportisili saremo sul campo con le nostre telecronache, quindi potrete seguire tutto il calcio siciliano sui nostri canali e poi naturalmente come sempre il nostro sito www.sportisili.it per rimanere aggiornati sullo sport siciliano a 360 gradi. Naturalmente partiamo subito col nostro sommario con le pillole di mercato che sono arrivate nelle ultime ore. Grande attività in casa Palermo. Era noto come i rosanero dovessero chiudere per alcune trattative tra centrocampo e attacco e questi nomi sembrano essere ormai pronti, concreti ad arrivare in rosanero. Scopriremo chi sono, scopriremo quando dovrebbero arrivare. Insomma, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il mercato del Palermo. Poi c'è il Catania che invece ha praticamente concluso il suo mercato in entrata, farà ancora delle operazioni soprattutto per lasciare partire qualche esubero, ma nel frattempo ha chiuso per un centravanti che conosce molto bene la categoria e che come sempre arricchisce un po' di esperienza quello che è il bagaglio tecnico dell'attacco etneo. E poi ci saranno novità sul centrocampo del Catania, perché sono nelle ultime ore usciti alcuni nomi riguardanti proprio la linea mediana etnea. Parleremo anche del Messina che si sta per preparare ai primi impegni ufficiali che la riguardano. Ci sono ancora dei nomi in ballo per vari reparti. Il mercato del Messina ha in questo momento subito un rallentamento su alcune trattative e vedremo quali sono queste trattative, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. E poi come sempre una panoramica sul calcio di Serie D con alcune ufficialità under per quanto riguarda le squadre siciliane e finalmente possiamo dire nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità che i tifosi dell'Agragas stavano aspettando, ovvero quello dell'arrivo di Morimoto, e avremo anche un contributo da farvi vedere per quanto riguarda l'arrivo del giapponese ad Agrigento. Partiamo subito con le notizie. Stiamo già vedendo alcuni commenti. Ci parlano subito di Francesco, e allora andiamo immediatamente sul Palermo che come detto era alla ricerca di grossi nomi per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco. Ebbene, due importanti novità stanno arrivando proprio in rosanero. Allora, intanto piccola parentesi, naturalmente di ieri la notizia dell'amichevole con con il Melita, squadra di Serie B maltese, chiusa sul 5-1. In gol Brunori, Di Mariano, Soleri con una doppietta e Valente, ed è stata anche l'occasione per testare sul campo l'ultimo acquisto in ordine di tempo dei rosanero, ovvero Christoph Lund, che si è ben disimpegnato nella sgambata contro i maltesi. E naturalmente in difesa ormai con l'arrivo del danese questo reparto è completo, eppure ci saranno dei movimenti soprattutto in uscita, che riguardano alcuni esuberi. Il primo è certamente Roberto Crivello,
che come i tifosi del Palermo ricorderanno è in rosanero sin dalla rinascita nel 2019. Negli ultimi anni ha trovato sempre meno spazio, tra l'altro è andato in prestito a Padova negli ultimi 6 mesi della stagione 22-23. Crivello è a un passo dalla cessione. Ci sono diverse richieste, una è quella della Provercelli, ci sono anche altre proposte che arrivano dalla Serie C. Il calciatore sembra comunque diciamo, sembra ormai prossimo all'uscita. Per quanto riguarda gli altri esuberi, i nomi di Marong, Maute e Doda sono diciamo quelli caldi per quanto riguarda appunto le uscite delle difese del rosanero. Ci sono anche altri nomi in valutazione e in quel caso poi si capirà se il Palermo potrebbe investire su degli under. Ma passiamo al centrocampo. Intanto arrivano forse alcuni aggiornamenti sulla questione di Francesco, quindi in caso chiedo alla regia se ci dovessero essere novità di aggiornarci. Per quanto riguarda il centrocampo, il nome grosso è quello di Liam Anderson, scusate, Liam Anderson, giocatore dell'Empoli, negli ultimi anni pedina centrale per quanto riguarda il centrocampo dei toscani. Liam Anderson negli ultimi anni ha sempre giocato in Italia con la maglia di Verona, Bari, Lecce ed Empoli. E naturalmente i rosanero cercavano una figura che potesse far alzare il tasso tecnico ed esperienza del centrocampo, e sempre per averlo trovato nello scozzese che arriva appunto dalla Serie A e dall'Empoli. Il calciatore sembra veramente ormai a un passo dal vestire rosanero. Non sono ancora state stabilite, come si pensava nelle scorse ore, le visite mediche, ma è un calciatore che è davvero prossimo a vestire la maglia del Palermo. Questo anche perché il centrocampo del Palermo ha perso una pedina che fino a poco tempo fa sembrava una pedina quasi intoccabile, ovvero quella di Dario Saric. Il ritiro si era detto come il calciatore si fosse fortemente impegnato e che sembrava nelle grazie del tecnico Eugenio Corini. Ebbene, il calciatore è ormai, anche per bocca dello stesso Corini, in uscita, è prossimo ormai all'accordo, manca solo l'ufficialità con l'Antalyaspor, squadra turca che comprerebbe Saric per circa 1,5 milioni, una cifra molto vicina a quella spesa dell'anno scorso dal Palermo per portarsi a casa il calciatore dall'Ascoli. L'uscita di Saric naturalmente apre le porte all'ingresso eventualmente di Henderson, ma il Palermo potrebbe fare un altro acquisto a centrocampo. Vari sono i nomi che sono stati accostati ai rosanero, uno su tutti quello di Dimitri Bisoli, che è stato proposto all'interno di uno scambio con Samuele Damiani. Su Bisoli bisogna sempre ricordare che ha sempre espresso anche una certa ritrosia a lasciare Brescia, di cui è stato a lungo capitano, ma è anche vero che il ragazzo potrebbe provare una nuova esperienza lontano dalla città lombarda, e Damiani, che ha sempre in qualche maniera messo da parte le offerte dalla Serie C, potrebbe avere un'offerta dal Brescia che dovrebbe essere, questo secondo le descrizioni che provengono da Brescia, ripescato in Serie B al posto della Regina, e di conseguenza manterrebbe il suo posto in cadetteria. Poi ci sono state tante altri nomi, c'è un valzer, si può dire, di nomi, da Santoro a Fiordilino fino a Verre e Jaghiello. La cosa certa è che il Palermo potrebbe fare uno sforzo per prendere un altro centrocampista nel caso in cui, teniamolo presente, dovesse uscire Samuele Damiani.
Passiamo all'attacco e qui ci ricolleghiamo alla questione di Francesco che avevamo anticipato anche un po' prima, è il nome caldo dell'attacco del Palermo. Tutto sembra sembra ormai stabilito. Federico Di Francesco del Lecce è un calciatore molto importante per la categoria, l'ultimo anno a Lecce, ma ha un passato in Serie A con le maglie del Sassuolo, del Bologna e anche di altre formazioni. Ebbene, l'accordo sembra ormai in qualche maniera trovato tra il Palermo e il calciatore. Sembra anche con Lecce che dovrebbe lasciare andare il giocatore. Ci segnalano un interessamento dell'ultimo minuto per quanto riguarda Di Francesco da parte della Sampdoria, così come anche di altre formazioni, però le ultime notizie che riguardano il calciatore provengono dalla Gazzetta dello Sport, quindi una fonte autorevole, dice che il calciatore è già stato promesso al Palermo, che non dovrebbero esserci, diciamo, possibilità di essere, diciamo, scavalcato, almeno veramente di offerte clamorose da parte delle contendenti, ma in questo momento il Lecce ha promesso il giocatore al Palermo e ha chiesto ai rosanero di tenerlo in squadra per la prossima partita di campionato. Ricordiamo che il Palermo riposerà perché avrebbe dovuto giocare con l'ipotetica X, che nei sorteggi era la squadra che sostituiva la Regina, e che quindi il Palermo riposerà per questo fine settimana, ritornerà in campo nel turno infrasettimanale, mentre il Lecce sarà impegnato proprio nella sfida di campionato contro la Fiorentina. Di conseguenza il calciatore dovrebbe rimanere a disposizione dei salentini e poi, una volta liberatosi dagli impegni con il Lecce, dovrebbe diventare un calciatore del Palermo. Ci sono altre possibilità eventualmente di prendere alcuni profili, uno su tutti quello di Manuel Vignato, eppure il calciatore in questo momento passa, diciamo, in secondo piano rispetto ad altre trattative che il Palermo sta per chiudere. Ci chiedono notizie di una cessione di Matteo e Gomez, delle dimissioni di Colini. Questo è un messaggio un po' polemico contro l'allenatore. Ci chiede Salvo Galatioto se l'arrivo di Francesco significherebbe che la società vuole la Serie A, e lasciamo stare il commento su Ranieri, seppur ironico. Ebbene, certamente una campagna acquisti di questo genere comunque significherebbe che il Palermo ha investito tante risorse per centrare la promozione. Passiamo adesso dopo questa lunga parentesi sul Palermo, al Catania che come vi dicevamo martedì ha aperto la propria campagna abbonamenti, una campagna abbonamenti che ha il claim Figli del Vulcano, una sorta di chiamata dei vari tifosi del Catania ad abbonarsi per creare un più forte legame tra società e città, e sembra che la risposta dei tifosi etnei sia stata decisamente positiva, dato che in 48 ore sono stati staccati più di 10.000 abbonamenti. Ricordiamo che i prezzi vanno dai 120 euro in curva fino ai 1.000 di tribuna per quanto riguarda i prezzi interi. L'intero prezziario lo potete trovare anche in un nostro articolo sul nostro sito www.sportisili.it, dove troverete le tabelle con tutte le offerte e i ridotti. E ricordiamo però che già la curva nord, che è un po' il cuore del tifo etneo, è già andata sold out. Ricordiamo inoltre che per acquisto dell'abbonamento serve la We Catania Card, che può essere sottoscritta solamente è acquistabile solamente tramite il sito online di Viva Ticket. Quindi per abbonarsi si dovrà seguire tutta una serie di procedure che potrete trovare sempre nel nostro sito oppure sui canali ufficiali degli etnei. Ma passando al calcio mercato, è ormai noto l'arrivo di Alessandro Quaini, che va a completare il reparto difensivo
degli etnei, ed è stato ufficializzato l'arrivo di Edgaras Dubikas del Pisa. Il giocatore arriva in prestito, è un attaccante, precisamente un centravanti, una di quelle pedine che il direttore sportivo Antonello Laneri e il vicepresidente Vince Grella stavano cercando per gli etnei. Il Catania trova un calciatore che l'anno scorso ha centrato 35 presenze e 8 gol con la maglia del Pordenone in Serie C, quindi è un calciatore che conosce molto bene la categoria. Ebbene, arriva a Catania dopo aver vinto un ballottaggio con altri nomi, e dopo che il Catania stesso ha dovuto battere la concorrenza di squadre come Lucchese, Juve Stabia e Monopoli. Adesso, con l'arrivo di Dubikas e di Higuaini, la lista di 24 giocatori è del tutto completata, ma si parla ancora di un possibile arrivo a centrocampo per completare la linea mediana. Naturalmente prima di fare questo serviranno delle uscite, i nomi sono sempre quelli di Giovinco e De Luca, e invece per quanto riguarda il centrocampo in entrata, il nome caldo è quello di Fabio Castellano dell'Imolese. Imolese che è rimasta in Serie C. L'anno scorso però Castellano è andato in prestito alla Fidelisandria. Il calciatore avrebbe già un accordo con il Catania, che dovrebbe solo eventualmente fare un'uscita per poi tesserare il calciatore. Ci sono comunque ancora dei nomi caldi in questo senso per quanto riguarda sempre appunto il centrocampo, che il Catania potrebbe valutare per completare il reparto. Uno di questi è Giuseppe Mastinu, sempre del Pisa, con cui dopo l'affare Dubikas evidentemente i canali sono favorevolmente aperti, e che è una pedina duttile, eventualmente utile per il centrocampo di Luca Tabbiani. Il calciatore potrebbe essere schierato sia sulla linea dei tre centrocampisti ma anche sulla linea degli attaccanti, ed è un profilo molto interessante anche in termini di gol e assist, quindi potrebbe essere così come Castellano, che è prevalentemente una mezzala, un tipo di giocatore che è più confacente a una compatibilità per esempio con giocatori come Rizzo o come Ladinetti, quindi giocando come mezzala. L'alternativa ulteriore potrebbe essere Simone Tascone, che invece è un regista, e che al momento è alla Virtus Entella in attesa di capire se rimarrà in Liguria oppure lascerà quella regione magari per spostarsi in Sicilia. Come dicevamo, le uscite sono quelle di De Luca e Giovinco, che si attende se possano trovare sistemazione. Soprattutto Giovinco, si è parlato nelle scorse ore, si è accennata una voce anche di un possibile interessamento del Messina sul calciatore. In realtà non ci sono stati ulteriori sondaggi su questo profilo da parte dei peloritani, che adesso andremo ad analizzare più nello specifico, ma è chiaro che Giovinco deve lasciare spazio eventualmente a un calciatore, così come anche De Luca, proprio perché l'arrivo di Dubikas e eventualmente di un centrocampista rendono la rosa totalmente satura da questo punto di vista. Ci chiedevano del Messina, ma la nostra redazione ha già risposto. Ci chiedono anche della Regina, che potrebbe essere iscritta in sovrannumero in Serie D. La richiesta potrebbe essere già stata preparata in vista della decisione del 29 agosto. Alcune fonti dicono che la Regina sia eventualmente piuttosto positiva nell'esito del ricorso, altri invece sono di tutt'altro avviso. Una notizia del genere evidentemente porterebbe a evidentemente l'esclusione, in funzione dell'esclusione della Regina dalla Serie D, ma questo è qualcosa che potremo scoprire solamente il 29 di agosto.
Ci chiedono se un terzino destro al Palermo non servirebbe. In questo momento numericamente il Palermo è coperto con i profili di Buttaro e di Mateiu. Dal punto di vista anche del tecnico, entrambi i calciatori sono validi, quindi più che altro penso che numericamente il Palermo sia a posto così. Le valutazioni sono ormai state fatte, quindi al netto del gusto personale su questo o quel giocatore, evidentemente la società ha fatto delle valutazioni, quindi non credo che il Palermo riaprirà il mercato su quel settore di campo, a meno che non ci sia un'uscita over, per esempio, come quella di Graves, che potrebbe andare in prestito, e a quel punto si potrebbe valutare un nuovo ingresso, ma al momento non è nei programmi del Palermo una situazione simile. Passiamo adesso al Messina. Ve l'avevamo promesso, il Messina sta lavorando in vista dell'esordio in campionato. Sono stati fissati ulteriori test, ulteriori amichevoli nei prossimi giorni per provare l'11 titolare, però il mercato del Messina di fatto è bloccato dai giocatori in esubero che dovrebbero lasciare Messina per lasciare spazio a nuovi ingressi, ma è bloccato anche in entrata da alcune situazioni inaspettate. Una su tutti, adesso la vedremo, è quella di Antonio Brogni. Però prima di passare alla difesa un appunto sulla porta. Riccardo Daga, come andiamo ripetendo da già qualche puntata, è ormai in uscita. Pensate, ormai non si allena neanche più in gruppo, quindi di fatto è ormai fuori dal progetto tecnico dei giallorossi. Il portiere è appunto in uscita, dovrebbe lasciare spazio a un under, un 2003, che dovrebbe crescere alle spalle del più esperto Fumagalli, e quindi lasciare anche spazio a giocatori che non ingolferebbero la lista dei 24. Uno slot di questa lista di 24 calciatori spettava ad Antonio Brogni. Antonio Brogni è un terzino sinistro classe 2003 dell'Atalanta che a più riprese sembrava vicino ad essere tesserato dal Messina. Il Messina aveva chiuso di fatto la trattativa con l'Atalanta e col calciatore, perché era finalmente stato convinto a scendere in Sicilia, eppure la trattativa si è fermata, si è arenata sulle condizioni atletiche, scusate, del calciatore. Brogni ha subito un infortunio muscolare che lo ha rallentato, che lo ha fermato per diversi giorni. Il Messina ha chiesto e ha ottenuto che si facessero nuovi esami strumentali e attualmente la chiusura della trattativa è in stand-by. Se non ci dovessero essere diciamo delle garanzie sulla tenuta fisica del calciatore, anche perché il Messina in questo momento ha in rosa diversi giocatori con più di un problema fisico, e quindi sarebbe in difficoltà per quanto riguarda la prima partita di campionato, ricordiamolo, con l'Audace Cerignola. Il Messina ha appunto chiesto e ottenuto questo approfondimento degli esami proprio per capire se è un problema solamente di poco conto e che il calciatore può tornare a disposizione in tempi brevi, o se il calciatore dovesse rimanere in tempi più lunghi, evidentemente spostarsi su altri profili. Per quanto riguarda ormai il centrocampo, è prossimo l'ufficializzazione di Domenico Franco, che andrebbe a completare il reparto dei giallorossi, reparto di centrocampo dei giallorossi, anche se il calciatore già da diversi giorni si sta allenando con la squadra di Giacomo Modica. Mentre per quanto riguarda l'attacco del Messina, una notizia che potrebbe cambiare un pochino le sorti di questo calciomercato dei peloritani è la rescissione contrattuale con Carmine Iannone. Ci sarebbe un accordo con il profilo 22enne che l'anno scorso ha giocato una discreta stagione, seppur mai entrando nelle grazie dei vari allenatori che si sono succeduti. Il 22enne scuola salernitana avrebbe trovato l'accordo con la società Messina per
svincolarsi ed eventualmente trovare una nuova sistemazione magari in Serie D, e di conseguenza il Messina potrebbe liberare un ulteriore posto nella lista dei 24, un posto che comunque spetterebbe al nuovo centravanti. Esce dalla lista dei nomi che abbiamo fatto nelle ultime settimane, perché Gabriele Bernardotto del Crotone è stato girato al Giuliano, e quindi rimangono solo i nomi di Vincenzo Plescia e Salvatore Caturano, oltre il famoso Mister X proveniente dalla Serie B, che ormai impegna le menti dei tifosi del Messina, perché già da diverse settimane il direttore sportivo Domenico Roma ha chiuso i rubinetti delle informazioni, non lascia trasparire nulla per quanto riguarda le trattative legate all'attaccante del Messina, ed è chiaro e palese che il Messina abbia una necessità, quella di trovare l'attaccante che possa guidare la manovra offensiva dei giallorossi nel prossimo campionato di Serie C. Staremo a vedere come evolverà il mercato del Messina. Quello che abbiamo detto, vi invito a riascoltare la nostra puntata riguardante il calciomercato di Palermo, Catania e appunto Messina. Prima di salutarci, un piccolo flash per quanto riguarda la Serie D. Il Ragusa ha formalizzato 5 operazioni under per il prossimo campionato. Si tratta di Riccardo scusate, non il Ragusa, il Siracusa ha formalizzato 5 ingressi under per quanto riguarda la prossima stagione di Serie D. Si tratta di Domenico Lamberti, portiere classe 2004, Matteo Di Paola, difensore classe 2005 proveniente dall'Avellino, Donat Lubistani, difensore classe 2004 l'anno scorso al Catania, quindi formalmente anche lui vincitore del scorso campionato di Serie D, e Stefano Currò, centrocampista classe 2003 l'anno scorso al Sestri Levante. Invece è uscito dalla rosa del Siracusa Francesco Palermo, che va al Modica, mentre per quanto riguarda il Ragusa, che accennavamo prima, è stato ufficializzato l'ingresso di Riccardo Camiolo, appunto difensore esterno classe 2005 palermitano, cresciuto nella Gelbison in cui giocava nella squadra Primavera. Ultimi 2 aggiornamenti: Città di Sant'Agata ha ufficializzato l'attaccante Giulio Carrozzo e il centrocampista Giuseppe D'Amore, lui sì, prodotto giovanile del Messina, e il Canicattì ha ufficializzato l'arrivo di Papa Bamori Camarà, ex difensore di FC Messina e Fasano, l'anno scorso al Real Balompedica, squadra di Serie C spagnola. Prima di lasciarvi, vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, di iscrivervi al nostro canale YouTube. Come vi dicevo prima, inizierà questo fine settimana, inizieranno i campionati di promozione, eccellenza e Serie C calcio a 5, e noi di Sportisti saremo sul campo per seguire con le nostre dirette, le nostre telecronache queste partite. Poi potrete vedere anche sul nostro sito quelle che saranno le partite che seguiremo in questo fine settimana. Vi invito a seguire il nostro sito www.sportisili.it per rimanere sempre aggiornati sullo sport siciliano a 360 gradi. Prima di chiudere, vi lanciamo quello che è il nostro ultimo servizio, l'arrivo ad Agrigento in Serie D all'Agragas di Morimoto, l'ex calciatore del Catania. Dopo lunga trattativa ha finalmente formalizzato il suo arrivo in Sicilia, quello che in realtà è un ritorno in Sicilia. Possiamo seguire quello che è la clip che la nostra redazione ha realizzato appunto sull'arrivo di Morimoto. Non mi resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento a quella che sarà la prossima settimana, ultima settimana calda di calciomercato. Arrivederci. Morimoto, benvenuto ad Agrigento. Grazie. Raccontaci subito le tue emozioni. Appena arrivato al porto di Catania, ho sentito una sensazione che è tornato a casa.
sono molto felice di stare qui. Bella, sempre bella cosa. Sì. Perché hai scelto l'Akragas? No, paravamo sempre con Spolli, Nicolas Spolli, e ripresentato una squadra qui a Kragas. Io ho detto che ok, io vengo. Poi iniziato subito così e sono diventato giocatore di Akragas. Come stai fisicamente? Va bene, tutto bene. Sì, Sei in forma? sì, Pronto a dare il tuo contributo all'Akragas? sì, sì. Hai trovato un po' di amici qua, Sì, c'è anche Kristan Jama. sì. Questo è stato importante per te. Sì, sicuramente sì. Cristian Liama che ha giocato insieme a Catania, anche secondo allenatore di Samuele Costanzo, ha giocato insieme alla primavera di Catania. Cioè, sono contento di vederci di nuovo e sono contento di lavorare insieme. Che ricordi hai del Catania, dei tifosi catanesi? Il gol più bello che hai fatto con la maglia del Catania? Primo gol di Serie A contro l'Atalanta. Sì, quello sì. E del Catania Calcio che ricordi hai? Del club? Club è sempre per me una squadra grande, per me squadra di cuore, quello sì. Ricordi il calore dei tifosi rossazzurri? È appassionato, molto emozionante, mi ha aiutato molto, cioè, mi ricordo molto molto bene. Adesso qui all'Akragas quali sono i tuoi obiettivi? E sicuramente facciamo salvezza, no? Primo obiettivo è salvezza, quindi per salvare la squadra e voglio fare bene per la squadra. Tu hai avuto tanti soprannomi durante la tua carriera. A quale sei maggiormente legato come soprannome? Mi chiamavo Maremoto, mi, mi chiamavano tutti catanesi, sì. Ai tifosi dell'Akragas cosa vuoi dire? Sono contento di giocare con questa squadra. Mi chiederò un aiuto per spingere a me e Akragas, squadra, tutta la squadra. Maglia numero 10 per te? Hai scelto la 10? No, 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 dici, questo è solo allenamento. No, no. Senti, che cosa puoi dare in questo campionato di Serie D? È tutto sommato una novità per te. Che cosa puoi dare? Cosa puoi dire? No, non è facile giocare anche Serie D. E lo so che questo. Prepariamo bene per ogni partita e voglio fare sempre bene. Cosa pensi della nazionale di calcio del Giappone? Manca un attaccante come Morimoto? No, ci sono più forti di me, ci sono molto. Quindi Chiudiamo niente. con un saluto ai tifosi dell'Akragas. Eh, Ciao, piacere, sono Morimoto. Mi chiamate Taka. Faccio il massimo per questa squadra. Ho bisogno di spingere la squadra e a me. Grazie.